grande alla grande, quindi non me ne frega neanche niente poi. Mi faceva peccato, le stai insieme costantemente, ma è che era qui sono motivi. Sì, e aveva 4 dioptrie, ma ancora non riusciva a vedere, probabilmente. Vabbè, e ora, parlando adesso, facciamo discorsi seri, perché siamo arrivati a una certa ora bisogna attaccare quelle robe serie, perché se no dopo dice, ma quante monate dici io sto quasi, ma guarda, quando che, bisogna anche dirlo, quando che teste mai, quando chi ti domanda come stai tu? Stavo bene, tutto bene, sì ma bene, e se che il modo di dire, cioè, va bene, tutto bene, per non stare a contare a uno tutto quello che ti io, che sì, stavo bene, cioè non stavo mai, ma il business è un'altra roba, comunque lascia perdere, che quando che te stai mai davvero invece ti tocca andare al dottore, perché se siamo abituati, è una roba ciclica, e mi ha messo in testa, stetto mai, dottore, che hai qualcosa di grave, ospedale. Una volta che era mia così, una volta te domandavi anche prima, ma cosa avevi fatto che stavo così mai? Te facevi delle domande, adesso no, adesso direttamente al dottore, che pensa io? Ammesso che ti riesci di arrivare dentro dal dottore dopo una FIA del 12 vecchie scatarose che andare a farsi misurare a pressione, che non si sa perché, ma comprati una macchinetta e sta a casa tua, visto che si sente che sta male sul serio, insomma non si può più, sì, perché hai bisogno di misurare la pressione. Se ti investi skate del tempo che ti perdi su una macchinetta, dopo te, e sente che sta male davvero e va al dottore. Ma io no, e stai a mese mattine a perdere tempo a paggiare quasi, ma insomma, e si abituai così. E vai dentro, e il dottore ti guarda. Famo conto che sia il dottore di 30 anni fa, e ti guarda, adesso vieni qua a Moro e ti faccio una visita, sei che a tempo, se no e fa come tutti gli altri. E ti guarda, c'ha la lingua sta che è il zaio, dopo il guarda sì, oggi sta che è il zaio qua sotto, dopo il guarda dentro le orecchie sta che è il zaio, e si abitua col zaio, è una roba normale, poi lui che vede zaio vuol dire ci ma, che di denti zai, stai malissimo, è una roba che, vabbè, non posso più guardarti adesso, no perché te che denti zai, come che ho fatto ieri in mente uno, che ho già mai il nutria, no, perché te che sono meglio un fiaco, sì, vabbè. E siete reminiscenze degli anni fa. Penso che mi cacciava 4 milioni di gelato, ma siamo perdi. E ora, quando che te stai mai sul serio, il dottore ti visita, ti ascolta qua il petto, ti tasta la pressione, ti mette il termometro in culo, che sì gli piace, a meno che non sia quello parecchia, però vabbè. E dopo ti dice cosa che ti è. Piano. E ti dice cosa che ti può darsi a avere, ecco, diciamo così. E ti dice cosa ti è a fare. I dottori invece moderni, come che te vedi dentro, il dottore ti sta, trovo che la domanda, dove è che mai? Allora, com'è quadrio? Allora, proprio sta pastiglia qua che viene appena portata, quello che sei io dentro, qua che viene ogni 2 pazienti, chi sei pazienti, sì, perché se aspettare che guarda, questa pastiglia qua ti passa tutto il male che ti è patadrio qua, che ti va su per la schiena, che ti gira attorno al collo. Ma guarda, mai, qua, fermo è questa pastiglia pic. Che con questa pastiglia qua ti passa tutto il male che ti va su per la gamba, che ti va a finire ponti di idee che ti viene su per il culo. Ti deve fuori dal dottore, ti si convinto di avere tolto la pastiglia A e B e di stare benissimo, quando che magari invece di ieri solo pieno di stress. Sì, ok? Te avevi bisogno di stare tranquillo, perché i dottori di una volta, oltre che fare una visita fisica, ti domandavano delle robe chiave, che era ghetto caga. Nessun dottore più ti domanda se ti caghi, non so se vi sia mai capitato ultimamente, se il dottore vostro vi domanda caghito, che è importante seto, per andare in giro, che scusa che fiava, no, e dopo ti domanda, ghetto fatto baruffa con tuo marito, tua moglie, che non si mia roba a poco seto, ghetto il paron che ti rompi i coglioni per caso. Perché stress? Non ti lo vedi mica, ma quando che ti lo senti sei massa tardi e te bastaria veramente poco per farti passare il stress, basta eliminare la fonte del stress, che delle volte ti si proprio dici, non te puoi farlo, ma insomma. E quando che ti senti in condizioni te bastaria veramente solo una settimana sottomarina, perché una settimana sottomarina risolve. Purtroppo a te non ti puoi togliere neanche una settimana sottomarina, e il dottore con che pastiglie che ha venduto a farsi un corso di aggiornamento ai Bahamas, perché te sai come che funziona le storie delle medicine. Al limite va a farsi un corso di aggiornamento sulle medicine alternative in Giamaica, che funziona anche qui a manito dice mica, che ho capito, e per quello vuoi parlare con te dopo. Dite, mi ricordi un altro che, va bene, siamo persi. Dopo la canzone anche a te, perché anche a te delle volte ti capita che te che i maroni che ti potresti doparali come punchable.
tanti problemi, ma te che da pensare che ti che problemi ha prima di arrivare a torre le medicine, date una calmata, dai che nemo, tocca a te.